Siamo a Santo Stefano di Quisquina, Perla dei Monti Sicani. Oggi è un giorno di festa, è la seconda sagra di Santo Stefano e la 15ª sagra del formaggio. Un giorno in cui la cultura si fonda alle tradizioni ma anche al gusto. La manifestazione, vetrina promozionale imperdibile dei prodotti agricoli e del patrimonio gastronomico del territorio montano, è ormai diventata uno degli eventi caseari più importanti della provincia di Agrigento. Credo che sia una buona occasione per promuovere non solo i prodotti, come ho già detto, ma anche il territorio di Santo Stefano Quisquina nel suo complesso. Voi avete modo di mostrare, credo, successivamente, quali e quante bellezze il nostro territorio è in grado di offrire. L'iniziativa della seconda fiera di Santo Stefano serve proprio a promuovere il territorio nel suo complesso. Un giorno intero di festa, occasione non solo per visitare gli stands e degustare i prodotti tipici del luogo, ma anche per apprezzare il patrimonio territoriale e le sue bellezze naturali e paesaggistiche. Il nostro paese possiede una straordinaria varietà di attrattive, come ad esempio Piazza Castello, l'eremo della Quisquina, la villa, per non dimenticare i siti naturalistici con dei percorsi meravigliosi. L'obiettivo della manifestazione non è solo quello di coinvolgere i cittadini di Santo Stefano, ma di coinvolgere soprattutto quelle persone che, un po' stanche dal caos della città, vengono in questi luoghi per rilassarsi e degustare i nostri prodotti tipici. Il centro storico del paese fin dalle prime ore del mattino è stato animato da numerosi avventori. L'eco della manifestazione ha registrato un'eccezionale presenza di visitatori provenienti da tutta la Sicilia. Lei da dove viene? Da Siracusa. È la prima volta che viene qui a Santo Stefano? Diciamo, io sono di origine stefanesi, i miei genitori erano di Santo Stefano e io vengo sempre a Santo Stefano perché è la mia terra, si può dire. Voi venite da fuori? Scusate. Io sono di Germania e questa è la mia famiglia. Mio figlio, Leonora, due nipote e noi facciamo ferie. Questo è il mio marito siciliano. Siete qui in occasione della sagra? Sì, siamo venuti apposta. Cosa ne pensate dei prodotti tipici dei Monti Sicani? Sono bellissima. Adesso buono. abbiamo mangiato la ricotta, era più di 40 anni che non la mangiavo, è fenomenale, proprio stupenda. Basta la scelta di espositori provenienti da tutto l'Interland dei Monti Sicani e numerosi prodotti caseari presenti in fiera. Voi quanti tipi di formaggi producete? Ne abbiamo diversi tipi, dal pecorino, dal fresco al semiduro allo stagionato. Poi abbiamo quelli pasta filata che sono prodotti da latte di mucca, che sono cacciotta, che è più fresca, e più c'è il caciocavallo che è più stagionato, oppure quello affumicato. Quali prodotti esponete? Noi sciroppo d'arancia, sciroppo di limone e marmellata di arancia e l'olio che è nostra produzione. In più le mandorle, prodotto tradizionale siciliano e queste sono le nostre capalle di battaglia, diciamo. Tutti rigorosamente del territorio? Produzione propria soprattutto, produzione propria, sì.